Siete pronti ad iniziare un'avventura che vi lascerà a bocca aperta? Bene, questo è proprio il libro che fa per voi. È ambientato in Inghilterra nel 1866. Una tragedia irrompe in uno dei collegi più esclusivi del regno. Uno studente muore annegato in un incidente misterioso, che vede coinvolti anche due giovani eredi della famiglia Pilaster, ricca dinastia di banchieri. Fatale disgrazia o qualcosa di più complicato? È l'inizio di una serie di intrighi e vendette destinate a durare più di 20 anni. Una guerra per il potere e il denaro combattuta con l'amore, l'affetto, il delirio, il delitto e la minaccia. Per amore o per orgoglio nessuno sembra fermarsi di fronte alla minaccia. Questo fantastico libro è stato scritto da Ken Follett, un famoso scrittore britannico nato il 5 giugno del 1949. Questo libro fa parte delle categorie thriller e deve piacervi il genere, altrimenti non potrete mai assaporare le parole di Ken Follett. Una fortuna pericolosa ha una trama ricca di contenuti e soprattutto c'è molta suspense. Oltre che avere termini e concetti veramente molto semplici, non bisogna dannarsi per capire l'avvenimento dei fatti. Questo libro mi ha appassionato molto fin dai primi 2 capitoli. Mi è stato consigliato e oggi a mia volta voglio consigliarlo a voi. Anche per gli amanti di altri generi, questo è veramente un libro che ti porta dentro la situazione, fa mettere nei panni dell'autore davanti a quel che sta succedendo. È un libro che bisogna leggere almeno una volta nella vita. E per concludere, voglio citare una famosa frase detta da Ken Follett. Le donne erano di più difficili, non accettavano nulla a scatola chiusa e si accorgevano quando venivano manovrate. Detto questo, buona lettura.